È il turno delle femmine non vincitrici di 1000 euro in carriera, sono Puledre, all'1 Evita del Re, 2 Estasi di No, 3 MNL, 4 Esperia, 5 Upilla, 6 Eifelwise S, in seconda fila 7 Tabeta Spritz, 8 Erina Q, 9 Explorer Feder, 10 Euridice, 11 Rouge Ter, 12 Ecstasy B, in terza fila 13 Event Rose. Favorita Rouge Ter giocata ed è di galoppo prima dello stacco. La macchina le lascia con la velocità da parte di Eupilla, che va a condurre su Estasi di No, che è seconda allo steccato, mentre prova sbaglia la battistrada e così rimane al comando Estasi di No. Si presenta al largo Emenel, che chiede Numero e ottiene 5, il via libera. In terza posizione è partita Explorer Feder. Quarta allo steccato c'è l'1 di Evita del Ri, mentre sbaglia anche Esperia. All'esterno prova ad avanzare Eifelwise S, portandosi in scia il numero 7 di Eta Beta Spritz. 31-2 per il primo quarto di gara, con Emenel che guida il gruppo nei confronti di Estasi di No ed Explorer Feder, mentre muove dopo rottura Rouge Ter, che aggira il gruppo in mezzo alla pista e prova a portarsi a diretto contatto della leader. Va decisa Rouge Ter all'attacco di Emenel e passa a condurre. Dopo un giro di corsa è richiesta Emenel per stare dietro a Rouge Ter. Di fuori sempre Eifelwise S con in scia Eta Beta Spritz, mentre è rimasta terza allo steccato ora Estasi di No. Poi ancora Explorer Feder a precedere Vita del Ri. Il chilometro intanto della figlia di Father Patrick in 1:18,9. Prova ad allungare ora Rouge Ter, sempre inseguita a stento da Emenel. Si impegna al largo Eifelwise S, blindata invece Estasi di No. Viene in terza ruota Eta Beta Spritz, senza però trovare granché nel parziale. Si ributta di dentro Estasi di No per sfruttare il allungo allo steccato di Emenel. Intanto Rouge Ter si mantiene in netto vantaggio nei confronti del resto del gruppo, entra in retta arrivo con 4 lunghezze nei confronti di Estasi di No, che si fionda su Emenel. Rouge Ter che nel finale peggiora un po' di camminata, deve finire il percorso. Rouge Ter che porta a casa la vittoria nei confronti di Estasi di No, poi Emenel. 32 la chiusa, 1:17,3 il ragguaglio cronometrico per Rouge Ter, nonostante un impasse dietro l'autostart. Federico Esposito, Eric Bondo, Louis Boudron per la figlia di Father Patrick, che vince al debutto. Sicuramente ancora da migliorare la meccanica, i mezzi non mancano affatto all'allieva di Federico Esposito, Eric Bondo e Louis Boudron. Rouge Ter numero 11 al vincente della quarta corsa dall'Arcoveggio.